Deve andare di moda il messaggio che facciamo. E guarda che l'equipe che comunque abbiamo noi, ti posso dire che a livello Europa non la trovi. Non la trovi perché abbiamo gente che è giovane, esperienza, e trovare gente giovane con tanta esperienza già quello è molto difficile, e soprattutto siamo molto affiatati come gruppo. Il venerdì guarda che andare a calcio insieme, la domenica arrostire insieme con le famiglie, fare tutte le vacanze insieme sempre, ma quando mai trovi un team così? Quello è il segreto. Ora io sto prendendo tutti quelli che sono gli articoli di giornale che mi hanno portato, questi sono gli articoli di giornale e li mettiamo sulla parete. E poi abbiamo qua questo non l'avevi visto, il videogioco di Dottor Palmas, no scherzo, è il DVD, il film. Poi deve uscire anche l'altro di DVD e lo faremo anche quello lo faremo per venire a tutti i pazienti. Dovevamo andare a marzo a Milano a fare l'evento e ora io penso che lo posticiperemo a settembre, quando in Italia faranno rifare gli eventi. Queste sono le postazioni invece di telemedicina dove inviamo e riceviamo dati da New York. Possiamo andare a fare le prove nella bocca del paziente di quelli che sono i denti che dobbiamo montare. Vieni, te li faccio vedere. Vengono previsualizzati quelli che sono i progetti che dobbiamo andare a posizionare nella bocca del paziente. È un lavoro molto, anche se non sembra che giochi col computer, però stare 8 ore al giorno seduto può essere un problema, soprattutto per la schiena. Noi ci teniamo ai nostri tecnici, li abbiamo forniti, dotati di dispositivi anche loro di protezione dal punto di vista lavorativo per la loro salute. Questa è una di quelle cose che poi fanno la qualità del trattamento che viene erogato. Altra zona da non passare mai, l'area sterilizzazione. Questa è la chiave, soprattutto poi di questi tempi, per fornire delle terapie prive di rischi. Questa roba qua era la porta che non aveva vetro, era solo coperta con una pellicola, poi non era niente. Hanno un tavolo unico per studiare, per fare i compiti,
che anche quello lì è tutto pieno di roba da vestire, perché non hanno un armadio, non hanno niente dove appoggiare le loro cose. Si rompe il cuore vedendo tutto questo, ma siamo contenti che almeno aiutiamo con quello che possiamo. Un saluto da Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica. Oggi ti faccio vedere quelle che sono le innovazioni, le acquisizioni che ci sono state questa settimana qua in Moldavia. Abbiamo dato alla luce un nuovo prototipo di linea dentale altamente resistente, un quadrimateriale. Ci hanno fatto già i complimenti dalla California perché è un qualcosa di veramente avveniristico. Abbiamo appena completato il nuovo design qua della nuova linea e questo lo presenteremo a Firenze all'evento dove ci sono ormai già più di 300 iscritti. Sono Roberto Pedis, vengo dalla Sardegna, questa è la seconda volta, devo fare ancora una parte d'impianto, la prima volta ho fatto una parte, abbiamo aspettato che l'osso ricrescesse, adesso dobbiamo continuare. È una clinica che esce un po' dai canoni tradizionali di studi medici dentisti che sono sempre un po' tuguriosi in generale. Ora probabilmente la visione di stare qui sulle vetrine vetrate, tutto in vista, tutto molto bianco, appunto sa di clinica, ma questo è bello. Sono Virginia, sono l'assistente personale e mi occupo, faccio il tramite tra il medico e il paziente e mi occupo dei preventivi. Un consiglio per chi ha un dubbio di fidarci è di informarci tanto, di leggere tanto, di guardare tanto i nostri video, i nostri live, più si informeranno, più cose sapranno, più si decideranno in fretta. Salve, io sono una paziente Ruscito Patrizia, sono venuta già 3 anni fa, e il mio lavoro già è finito, terminato e tutto bene perché i denti sono belli, molto naturali e mi ci trovo benissimo e andiamo via giovedì questo dopodomani e niente, ci dispiace ogni volta lasciare questa gente meravigliosa perché sono tutti dei ragazzi veramente di cuore, è come se stai in una famiglia, veramente, ve lo consiglio veramente a tutti, se avete dei problemi ovviamente come li ho avuti io, come li ha avuti la mia amica, e di venite qua perché vi sentirete in famiglia. Mi sono qualificato, dove tutti quanti mi hanno fatto sentire a mio agio, i medici, ma tutti quanti, in logistica, siamo stati accolti benissimo e quindi già questo, il primo impatto è stato bello.
Io quindi sono felicissima di essere tornata. Io No, Non è tuo? Sicuro? no, è tuo, tienilo come fortuna. Ciao! Ciao! Ciao ragazzi! Io sono Inga. Che fai? Aspetto che mi mettono i provvisori. Adesso li metti? Sì, adesso. Eccoli qua i tre moschettieri. Che fate qui? Ci sono 4 i moschettieri, Quali quattro? Dov'è il quarto? No, ma no, i tre moschettieri erano 4 però. Voi siete i tre moschettieri del 19. 2019. Mi stai perseguitando? Sto seguendo il tuo lavoro. Lasciami stare, lasciami via. È grassissima, guardala. Mangio troppo e sono gigante. Bonjour. Ciao, vuoi dentini? Ciao! Io sono Inga. Oddio, cioè ti sei trasformato? Sì, peggio però, eh. Ma come vai?
Gennaro è il fratello di tutti, che tutti avrebbero voluto avere nella loro vita, perché è una persona eccezionale, una persona che lotta da quando è nato, perché sta così da quando è nato, e pur lottando contro tutto e tutti è riuscito a ottenere delle cose che gli hanno permesso di raggiungere gli obiettivi a lui cari, grande passione per il calcio e soprattutto per la politica. I primi riscontri, diciamo, della sua malattia si sono avuti intorno ai 2 mesi, quando fu proprio mia nonna che ebbe qualche dubbio della sua condizione, e poi chiaramente andando avanti hanno avuto la certezza di quello che era. Insomma, lui, la sua malattia è tetraparesi spastica, il male deciso al 100%, non muove niente, non ha neanche un dito, è una malattia incurabile chiaramente, anche se mia madre ne ha tentate tutte di cotte e di crude. Non so mia madre come ha fatto nella sua vita a fare tutto quello che ha fatto. Oltretutto il nostro padre è mancato quando lui aveva 17 anni, io ne avevo 14. Siamo nell'analisi, se vogliamo, di quello che è stata la vita di Gennaro, la vita della famiglia comunque di Gennaro, e all'assoluta mancanza, come già ho detto prima, assoluta mancanza dello Stato, assoluta mancanza di aiuto. Una persona alle condizioni di Gennaro può vivere tranquillamente con 250 euro di pensione e 500 da compagno, quando una sedia a rotella costa da 500 a 700 euro. E infatti si vede, perché le condizioni di questa carrozzina, guardate come che roba, neanche questa passa lo Stato, non si ha un aiuto né pratico e neanche economico, perché se alla fine le famiglie, diciamo, che hanno questo tipo di problematica in casa potessero avere un aiuto economico, non sarebbero neanche costretti ad abbandonare i propri figli. Lui ha perso mano a mano i denti nell'arco della vita. In Italia non ci sono strutture attrezzate per curare questo tipo di pazienti. Lui ha avuto la fortuna tantissimi anni fa di incontrare, avevamo un medico del paese che era un dentista, il dottor Dorsi Enzo, il quale prese la responsabilità e il buon cuore di fargli questa protesi, ma certamente non è la soluzione giusta per un ragazzo in queste condizioni, perché è anche piuttosto pericolosa, perché non potendo effettuare un'impronta che faccia sì che poi la protesi rimanga ferma, oltretutto il fatto che lui non può togliersi con le proprie mani una protesi, ma ha bisogno sempre di qualcuno, porta a dei rischi estremamente importanti, come il fatto di magari mangiarsela, quindi soffocare per una cosa del genere. Quello invece che è importante è che veramente si dovrebbe pensare, principalmente lo Stato, dare la possibilità a questi ragazzi di poter essere anestetizzati, quindi può essere portati in cliniche, in ospedali, in anestesia completa. Noi siamo qui, siamo in Moldavia, precisamente siamo nella capitale della Moldavia, Chisinau. Abbiamo avuto la possibilità di avere delle informazioni di un certo dottor Palmas, diciamo uno dei responsabili di una clinica, del Policlinico SOS Clinica Dentaria qui di Chisinau, che abbiamo una possibilità qui di poter ottenere qualche cura che in Italia, dove in Italia invece non c'è, dove in Italia non esiste. Da pensare che lui è in una condizione in questo momento in bocca veramente tragica, perché ha perso tutti i denti di sotto e sopra c'ha una protesi di pochi denti perché si è rotta, scheggiata, quindi è estremamente pericolosa. In Italia, al di là di non avere strutture, perché non è possibile, diciamo, in quanto bisognerebbe addormentarlo totalmente, perché sennò altrimenti non è possibile, ma oltretutto i costi sono impossibili. Solo per le protesi sopra e sotto, le 2 protesi inferiore e superiore, ci hanno chiesto dai 4 ai 5 mila euro, 250 euro di pensione, 500 al compagno e pretendono pure che uno si faccia i denti. I costi in Italia sono proibitivi, non è possibile fare assolutamente una cosa del genere. Inoltre, non è che non sia possibile, è possibile, è che non lo possono fare solo chi ha soldi. In Italia c'è solo la possibilità di andare privatamente e quindi parliamo di cifre che vanno per un intervento fra i 20 e i 30 mila euro. Avevamo difficoltà a fare delle protesi da 4-5 mila euro, figuriamoci una cosa del genere. È stata una sorpresa per noi perché non abbiamo visto soltanto
diciamo, la possibilità di poter fare questo economicamente, ma anche il discorso di abbiamo trovato un'umanità e una disponibilità fuori dal comune. Per essere sincero, non mi aspettavo di trovare una comprensione, un amore verso questo tipo di problemi, cosa che purtroppo in Italia non c'è. In Italia c'è un menefreghismo assoluto nei confronti di persone che soffrono questa condizione. Pensate di stare senza denti? Cosa si mangia? Pappine, purè, o comunque per chi gli è vicino, diciamo, avere la possibilità di fargli mangiare qualcosa di diverso, come un pezzo di carne, significa starlo a stropicciare continuamente con forchetta e coltello per renderlo morbido e darglielo, quindi significa che un pezzo di carne ci si mette 2 ore a mangiarlo. Può esistere una persona che non riesce a comprendere cosa significa avere in bocca dei denti e cosa significa non averne per nulla. Quindi diciamo, da questo punto di vista io mi auguro che veramente qualcuno possa fare qualcosa nei confronti di queste persone che sono abbandonate a loro stessi. Benvenuti alla seconda puntata del nostro format dedicato alle cure estreme della bocca e più precisamente al problema delle cure sanitarie. Perdere i denti psicologicamente è paragonabile allo shock di una mutilazione fisica. Ho visto donne di soli 35 anni piangere di fronte a uno specchio vedendosi mutilate. Ragazzi giovani senza neppure un dente per poter mangiare, potersi relazionare, oppure persone disabili che avevano subito l'estrazione di tutti i denti con una protesi poi di plastica in bocca. Perdere un dente sul piano psicologico che fisico equivale alla perdita di un dito. Pensate a perdere tutti i denti, non è solo un apparato per mangiare la bocca, con la bocca si parla, ci si relaziona con gli altri, in sintesi si costruisce il proprio futuro. Denti e mani sono la prima cosa che le donne guardano in un uomo. La posizione sul viso del sorriso è centrale, li rende un efficace biglietto da visita sociale. Considerare la cura della bocca come una cura accessoria è violenza dei nostri diritti fondamentali. Alcune categorie di pazienti si ammalano di carie e non hanno possibilità di curarsi. Il problema diventa sempre più grave fino addirittura alla perdita appunto dei denti. Perdere i denti significa avere problemi estetici, avere la piorrea significa avere il fiato che puzza. Quando parli con le persone, queste reclinano la schiena indietro per non sentire il fetore che esce dalla bocca malata. Il paziente che non può curare i denti viene etichettato come poveraccio senza soldi oppure come un drogato dai suoi circoli sociali. I non addetti ai lavori ignorano che, come nel caso della malattia parodontale, la piorrea, la causa sia genetica. E la ragazza che ami inizia a avere repulsione nel baciarti. Il bacio è il termometro dello stato di salute di una coppia. Se hai la bocca marcia, chi è che ti bacerà mai? Pensi che una partner che ti darà i figli che meriti in questa unica vita? Come poi vedremo nelle puntate più avanti, in realtà dare le cure gratuite ai propri cittadini porta sul medio e lungo termine una nazione a guadagnare dei soldi. La prevenzione lascia nelle tasche delle famiglie miliardi di euro. Ho conosciuto pazienti rovinati dalle banche. Storie di genitori finiti in mezzo a una strada perché non gli avevano pignorato le banche e la casa, perché avevano un insoluto dovuto a un prestito incontrato con la banca per delle cure mediche. Tutto questo non dovrebbe essere consentito nel 2017. Ogni lavoratore paga mediamente più di 100.000 euro di tasse alla nazione durante la propria vita.
I materiali per ricostruire integralmente una bocca ammontano a circa 6-7 mila euro. Per quale motivo al lavoratore che ha pagato le tasse non vengono riconosciute le cure sanitarie della bocca? Ci sono decine di studi scientifici riguardanti l'impatto che comporta la difficoltà di alimentazione sulla qualità della vita dell'anziano. Tutti prima o poi, con un po' di fortuna, arriveremo alla terza età. Provo tenerezza e rabbia quando vedo un anziano che è indifeso e umiliato nella dignità dallo Stato, quando vedo quei servizi alla TV degli anziani che fanno la fila alla Caritas per poter avere un pasto. Ragazzi, svegliamoci, questa è una guerra contro lo Stato per riottenere i nostri diritti umani. Tutto questo. Il giorno che mi è entrata in studio la paziente che aveva una sindrome che ti porta a non muovere più gambe e braccia, già era con le stampelle, 16 anni, gli mancavano praticamente tutti i denti rovinati e dallo studio mi dicono: questa non può essere finanziata, non ha soldi, non c'è chi paga le cure, mandatela via. Me ne sono andato via io. Sono stato un boy scout, sono stato un chierichetto, sono stato uno studente universitario, sono un amico ora e sono una persona che sta aiutando molte persone a tornare a mangiare, che è un diritto umano imprescindibile, come vedere, sentire. Mangiare è un diritto, un bisogno primario che dovrebbe essere garantito dallo Stato e da tutte le costituzioni del mondo. Non siamo le persone che c'è scritto sulla carta d'identità, siamo valori, quindi passato, siamo credenza, quindi presente, e siamo divenire e obiettivi. Io sono una persona che fondamentalmente ha degli obiettivi, dei valori, crede fermamente in quello che fa. Ho iniziato il percorso che ero giovane, ero molto giovane e facevo un giro sempre più largo, non essendo figlio di dentista.
ho seguito molti maestri che mi hanno dato l'etica, che mi hanno fatto ragionare in maniera differente su certi argomenti. A un certo punto questi giri diventavano sempre più larghi e mi contaminavo sempre di più con i pensieri di grandi persone, al che poi quando ti rendi conto che sei cresciuto in un paese dove certi percorsi di eccellenza hanno delle strade che sono meno privilegiate rispetto a altri percorsi, quindi altri prodotti o altri servizi, che ho detto basta, non un'ora, non un minuto di più, e ho capito che la mia strada sarebbe stata altrove dell'eccellenza. Ho avuto la possibilità di conoscere grandi menti illuminate, quindi sono un condensato di persone che ho ascoltato, che mi hanno indirizzato verso certi obiettivi. Il lavoro che ho svolto questi anni aveva come oggetto prima di tutto SOS. SOS ed era nato come progetto quello di divenire da una partita IVA una SRL, da SRL una ONG. Quello è il passo finale su cui sto già lavorando. Quello che non puoi fare delle volte in Italia lo devi andare a fare in Europa. Quindi il dentista europeo gratuito, questo è il libro che ho scritto, che parla di diritto umano alla salute, promuove quello che è la petizione europea sul dentista europeo gratuito e che fa ragionare sui grandi temi della salute in maniera diversa. Dentro a questo progetto c'è lo scopo, quello di svegliare le persone e quindi riflettere sul fatto che non è dove costa più, dove costa meno, il medico, il chirurgo. La domanda è: dovrebbe costare il medico? Dovrebbe essere a pagamento oppure no? E c'è un articolo, io mi sono andato poi, oggi venivo qua in Sardegna e mi sono riletto, io mi leggo spesso il codice deontologico medico, medici, chirurghi e odontoiatri, e ci sono diversi punti che sono molto interessanti. Per esempio l'articolo 27, te lo leggo: fornitura di medicinali, il medico non può fornire medicinali necessari alla cura a titolo oneroso. È ovvio, perché? Perché sarebbe un conflitto di interessi. Ed è vietata al medico ogni forma di prescrizione che procuri a sé o agli altri in debito lucro. E questo è nel codice deontologico, però abbiamo medici che ti dicono quello che di cui hai bisogno e in cambio ti chiedono soldi. Cioè è strano che il medico c'ha il tariffario. E allora a quel punto è un conflitto di interessi dove il malato conviene. È come l'immigrato o è come i bambini che stanno da noi in Moldavia negli orfanotrofi, che forse convengono. Quando si creano questi meccanismi è d'eccellenza al medico? La domanda era questa. Allora ho iniziato a ragionare su quello che fosse il vero problema. Oppure in quest'altro, l'articolo 6, i limiti dell'attività professionale: in nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale. Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale. Quanti biglietti da visita ho visto passare nelle ASL? Quella è il vero problema, la causa di tutti i mali, il fatto che se tu tieni un sistema dove c'è la sanità pubblica affiancata da quella privata, chi sta qua manda qua. E per mandare qua, se vuoi aumentare il livello dell'acqua che va in quest'altro contenitore, basta mettere un tappo, così continuano a entrare i malati, non li smaltisci, travasi là. Io ho questo modo di ragionare molto sulle cose, vado per immagini. Io ragionavo su perché sono diventato medico, ragionavo su perché avevo passato quegli anni a studiare, per poi sedermi lì con un tariffario a vendere le zucchine, le melanzane. La scelta non è stata difficile, è stata una scelta ragionata, e quando le cose le ragioni per tanto tempo, per tanti anni, ti metti anche nello stato emotivo e tendi la corda, è quello che fa scattare poi tanto in fondo la freccia. Sono stati anni in cui tendevo la corda, ho teso bene, poi ho fatto in modo che la mia partenza fosse
supportata da persone che ho conosciuto, progetti che fossero in un certo modo protetti da tutto un lavoro di preparazione che ho fatto. Diciamo che ho ragionato molto, quindi ragionando molto elimini tutti quelli che sono i rischi e pensi anche come vanno fatte meglio le cose. Avendo il tempo, quindi dandoti il tempo di pensare, la paura svanisce, perché la paura è solamente quando fai le cose in maniera non pensata, allora hai paura del rischio. Ora sono felice di far conoscere la Sardegna nel mondo a persone che conoscono la Turchia e non sanno neanche che esiste la Sardegna. Conoscono Sharm el Sheikh e non conoscono la spiaggia rosa, Budelli. Perché? Perché c'è un problema, abbiamo un problema. Il problema è che abbiamo grandi eccellenze naturalistiche, paesaggistiche, grandi menti illuminate, Berlinguer, provate a pensare a tutti i grandi personaggi, Cossiga, che provengono dalla Sardegna, hanno fatto grandi cose nel mondo. Ne ho conosciuto veramente tanti di sardi che hanno fatto grandi cose, perché quando vai via da quest'isola l'obiettivo che ti metti è grande, deve essere veramente grande, perché dici vado via, però dall'altro lato devo compensare la grossa perdita che subisco o la grossa mancanza che avrò con un qualcosa che ti tiene vivo, e che capisci il motivo che stai facendo è un qualcosa che veramente compensa di parecchio quello che metti da parte. Io dico sempre 3 cose servono: strade, autostrade e aeroporti. Tutte le grandi menti passano di lì. Se tu gli fai trovare anche solo questo, quello è già tanto. Poi fai le pubblicità sulle compagnie aeree, grandi eventi in giro per il mondo, e cercare di far conoscere. Se io faccio l'olio fatto in casa ma me lo tengo per me nello scaffale, è di qualità, ma lo sappiamo io e mia nonna. Questo è il discorso. L'olio va pubblicizzato con una giusta informazione, con le caratteristiche di come viene fatto il prodotto, e raccontata la storia. La storia non può essere il prezzo dell'olio, la storia non può essere solamente la provenienza, la storia è il motivo per cui esiste quell'olio e cosa cerca di risolvere o a cosa si può affiancare. Se mancano tutti questi elementi, alla fine l'olio magari del Nord Africa, che loro magari riescono a raccontarlo meglio, più ci metti il buon prezzo, finisci di esistere, e lì finisci di esistere, ed è lì che si perdono poi tante eccellenze. Molti dicevano che non ce l'avrei fatta, molti mai avrebbero pensato e avessi realizzato quello che hai realizzato. Io sogno 3 grandi poli ricerca, sviluppo della bocca bionica, al quale sto già lavorando: Centro America, Asia, Est Europa, dove ci sia un connubio all'interno di volontariato, ricerca, sviluppo, insegnamento e produzione di materiali innovativi, cose che con un prototipo che ho creato si possono realizzare, una sostiene l'altra e si può addirittura arrivare fino al no profit, e quindi senza più essere sovvenzionati dal privato. Quindi quando arriverà quello posso andarmene. Cosa fai? Sto aprendo il cocomero con la sola imposizione delle mani. Hai visto che è preciso? Allora, adesso prepariamo il primo cocomero della stagione per tutti i pazienti, meno che Iana. Non è vero, invece io lo prenderò. Me lo mangio tutto. Buono? C'è troppo veloce. Però si è anche ripreso. Oh, che perdiamo l'aereo, ragazzi!
Gianci, è partito l'aereo. Vabbè. E fai la brava. Ciao, cos'è che ti chiamano? Ancora sei lì tu? Eccoci. Eccoci. Dove stai andando? Vieni con noi. La portiera lo chiudo io, ok? A lei cosa mancherà? Niente. È perfetto. Come niente? È perfetto la mia bocca. Allora. Quasi. Filmo il salto? Salti? No, non andare, ti prego. Dai, smettete. Fate buon viaggio. Soje cu Cernaoz di Saudi in Bucovina. Dai, fatti vedere. Guardami. Non ci pensare troppo. Ciao. Ciao. Non è in diretta. Ma che mi vedono uguali? Oh là là. Olla. Fatto. Adesso fallo tu. No, io non ce la farò. Mi dica? Sì. È una cosa positiva, penso, per tutti. Ah sì? Una cosa bella.
la stanza di sterilizzazioni, sta sterilizzando, infatti c'è il neon la luce. È chiuso, lì non si può entrare. La Paola che fa finta di lavorare. Allora, questa è una stanza dell'uomo quando lavora, è tutta piena di carte, di tutto ciò che vuoi. Cioè, ha riempito fino a un muro di tutti i sticker e le robe. Poi c'è Paola, la nuova nostra ragazza, che non so cosa vuole da me. Ma... sto copiando il dottor Palmas. E buongiorno mondo. Elena che sempre che mi sgrida, non vuole che la filmo. Allora no, niente. Ma cosa gli sta spiegando? Un locale dove si mangia questa roba. Che roba? Conigli, capra. Madonna. Sto organizzando per andare a Odessa. Faccio la lista, i caratteri che non si capisce niente. C'è il dottor Jacob che sta lavando il melone. Vasi mi sta chiedendo se ce la faccio ancora, se tengo duro o meno. Io parlo italiano. Parla molto bene. Pizza, mozzarella, scincurati. Io scimmia a mangiare banana. Abbiamo il dottor Jacob che sta facendo il cubo. Ci faccio? E anche oggi la clinica è vuota, a parte il dottor Andrei, che lui sta sempre lavorando. Qui abbiamo l'assistente, i nostri grandi lavoratori. Das ist ein Fokus. Ja, oui. Ja, oui. Rückwärts. Das ist der Come fa? Signor Lentini che parla al telefono con la moglie. Ciao. Vi lascio. Stai smuovendo. Tutti felici? Pronti? Mi dica qualcosa. Che devo dire? Voglio i miei denti. Adesso ti rimette, eccoli qua. Il dottore sta proponendo di togliere i miei denti e di metterli. Il dottore che si sta concentrando. Sì? Questi sono i primi denti premium che stiamo sostituendo oggi con la linea superior, la nuova linea dentale che va a sostituire questi denti. Lo stiamo facendo con 3 pazienti, ora è domenica, tra poco ce ne andiamo in piscina, prima però montiamo i denti. Vasi, dai che voglio andare in piscina. Vai in piscina. Asta că eu vreau să mai adăugăm un slide în prezentarea noastră, ca să ne fie normal. Ok? Privirea undeva la... Allora, questo è il laboratorio, nuovo laboratorio. Lì dentro ora mettiamo il braccio di Iana e gli facciamo il tatuaggio con laser. Cioè, quest'uomo è incredibile. Ma ora andiamo a riprodurre praticamente questo lavoro che vedi qua, questi qua che sono i denti del dottor Vadim. Ok, ora li andiamo tutti a riprodurre con quel macchinario dalla polvere. Sulla polvere viene sparato il laser fa fondere le particelle di polvere metallica, strato dopo strato verrà fuori questa struttura in 4 ore.
È arrivata la domenica, questo è Giovanni, mi vuole dare i soldi, ho rifiutato, lui è contento, tutti felici e contenti. Beh, Cheese, dite qualcosa. Come vi siete svegliate la mattina? Tutto bene? Molto bene. Tranquillamente, sì. Senza nessun problema. Molto bene. Ok, quindi carichi? Assolutamente sì. Ok, sì. La signora è stupenda anche perché oggi. Siamo molto tranquilli adesso, tutto procede bene. Ok. E sono contenta anch'io. Di essere qui e di proseguire con Grazie. Veramente. È un gioiello. Grazie. Date molta tranquillità e molta fiducia, oltre che professionalmente. Grazie. Sì. Spero che non è perché vi punto la camera. No, assolutamente, non siamo i tipi. No, ho detto spero che non è perché vi punto la camera. No, anzi ieri ho abbracciato molto cordialmente Palmas per complimentarmi con lui. Sono felice che state bene. Sta facendo un lavoro stupendo. Persone così ce ne sono poche e questo non lo dico perché c'è la camera, perché è vero. Grazie. Perché io sono abbastanza vecchia, ho sperimentato tante strutture. Anche mi sembra che è una delle migliori che abbia mai conosciuto e questa è la verità. Grazie. Questa è la Paola che sta lavorando col telefono in mano. 24 su 24. E alla fine? Alla fine niente. Fai un bel sorriso. Mi sto tranquillizzando. Cerchi di parlare così per farli vedere. Con i denti fuori. Ho completato il mio lavoro e siamo a posto. Grazie. Ciao, mi chiamo Nugues, Angela Nugues, vengo dalla Sardegna. Allora, chi ha trovato questa clinica è un nostro carissimo amico, anche io l'ho contattata, devo essere sincera, mi sono trovata benissimo. Ho fatto l'arcata superiore. Una volta arrivata qua, la clinica meravigliosa, delle persone professionisti. Il mio medico allora che ha fatto l'intervento è stato il dottor Andrei, una persona meravigliosa. Poi il mio medico è stato il dottor Michele, anche lui una persona meravigliosa. Buongiorno, sono Vittorino Murgia. Allora, io non ho fatto nessun tipo di lavoro qua in clinica, ma sono solo accompagnatore di mia moglie. Posso solo dirvi e raccomandarvi, oltretutto, la struttura è bellissima. In Italia io ho fatto diverse volte alcune cure dentali, sono stato anche in Croazia, però la clinica qua in Moldavia è sicuramente un'eccellenza rispetto alle altre che io ho visitato. Oltre alla clinica in se stessa, dove sono professionali e dove si vede la qualità del lavoro che loro realizzano, io posso solo
fare un plauso a Dottor Palmas e a tutti i suoi collaboratori per la qualità del lavoro svolto e del soggiorno qua in Moldavia. Queste, guarda, te le faccio vedere, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 commercialisti più tutti i capi di dipartimento, i manager. Stiamo facendo oggi riunione su quella che è la fatturazione e poi anche come devono essere fatti tutti i vari stipendi. Noi siamo più di 120 persone qua in Moldavia. Ti assicuro che c'è un bel lavoro dal lato commercialista e siamo anche uno dei pochi policlinici in tutto l'Est Europa e fai molta attenzione perché non tutti fanno la fattura e quindi se non ti fanno la fattura non puoi scaricare il 19% in Italia, quindi che ne so, se da noi spendi 1.000 euro in realtà stai spendendo 81 euro perché poi te li porti in detrazione in Italia. Per fare questo occorre dichiarare tutto, fare i conti esatti come vanno fatti in maniera telematica, ma serve anche allineamento tra i vari dipartimenti. Andiamo a riunione. Come ti senti finalmente che hai i provvisori? Una sensazione strana, bella e pacifica.
succede? Cosa ti sta succedendo? Niente, guarda dove ci hanno messo. Con tutte queste book, queste fotografie mi sento una superstar. Они Сара, Наташа, Николета, Вика, Они Сара. Io ho da fare 2 grandi rialzi, estrazione di tutti i denti, 8 impianti sull'arcata superiore, 6 impianti sull'arcata inferiore e i denti li ho scelti in quelli superior. Buon appetito. Zuppa crema, che sto sorridendo con forza.
filato rosso. Si è perso tra i monti della Moldavia. Ciao a tutti, sono Antonello, sono molto contento del lavoro che mi hanno fatto qui in Moldavia e vi consiglio di venire tutti quanti qui. Io ho avuto problemi con i denti sin da piccolino, quindi arrivato a 50 anni ero praticamente con la piorrea e stavo perdendo tutti i denti. Vlog 54. 55. Questo è l'ultimo viaggio dei lavori. Ne ho fatto uno a dicembre, ho fatto tutta la parte chirurgica, sono passati 8 mesi e sono qui per montare i definitivi. Quindi diciamo la conclusione dell'iter principale. Dopodiché probabilmente ci si vedrà ogni 6 mesi, qualche giorno una puntatina la faremo. Non vi lasciano in pace un attimo. Ma non a caso in Guyana vi piazzano il cellulare con la scusa che vi deve chiamare la clinica e poi un continuo, vieni qua, andiamo dall'altra parte, però vabbè, almeno passa la giornata. Le giornate altrimenti sarebbero lunghe. Dovrei montare domani i provvisori, perciò dovrei tornare ancora un'altra volta a gennaio e montare i definitivi. Ciao, io sono Barbara e sono nelle veci di accompagnatrice. Ho accompagnato mio marito, Mauro, che per fortuna non è fifone, è riuscito a superare, diciamo, i momenti di tensione, perché insomma non è una passeggiata fare queste cure. È tranquillo da questo punto di vista, però per fare un filmato lascia molto a desiderare. Lui non ama queste cose, quindi lo faccio io al posto suo. Ci siamo trovati abbastanza bene con le ragazze della logistica, tutte simpatiche, i dottori bravi, un'equipe completa e che dire, niente, andiamo a mangiare tra poco. Auguri a tutti e buon proseguimento.
siamo venuti a Poiana Bradulo, un posto molto bello, rustico, dove i nostri pazienti conosceranno le nostre tradizioni e la nostra cultura. E mangeremo dei piatti tradizionali, vedremo dei posti molto belli e conosceremo la zona insieme. Secondo me è stata una cosa positiva. Adesso è logico che c'è chi riesce ad avere un trattamento migliore non per gli altri ma per il suo fisico e ne risente di meno, e c'è quelli che ne risente di più. Ho trovato subito molta professionalità, proprio mi sono sentito subito in famiglia, in casa, molto accoglienti, molto simpatici, molto bravi. Devi andare sempre da un privato, quindi praticamente in Italia la sanità non è che ti danno, insomma, non è che ti danno tanto spazio, ti passano ben poco. Quando tempo addietro sono stato in ospedale non ho risolto, anzi mi hanno tolto il dente per un altro, quindi vuol dire che io mi sono dovuto spostare per che cosa? Per le negligenze dei nostri signori che non cura questa sanità, cioè praticamente posto di spendere soldi, se andiamo a vedere abbiamo bisogno veramente di cure, posto di spendere i soldi per delle cavolate sarebbe prioritario la sanità, paghiamo non si sa quante tasse per la sanità e poi andiamo a vedere ci mancano anche, ne so, i guanti negli ospedali, i letti, la gente nei corridoi quando va in ospedale, cioè questo è tutto riguardo tutta la sanità, cioè al posto di spendere e fare tipo come vedi qua che fanno cliniche apposta mirate, sarebbe meglio farlo anche da noi, cioè pure per una persona che non può. Perché quando le persone vediamo che hanno i denti rovinati e giovani anche, non se li possono sistemare perché hanno la famiglia, hanno delle spese e non possono prendere prestiti per sistemarsi i denti. Tutto questo dovrebbe cambiare, secondo me, non solo, anche per il fatto delle spese inutili, che mi serve che tu spendi per, che ne so, per un autista, per un portaborsa, per tutte queste cose, quando invece serve veramente investirli per i bimbi, per le scuole, tutto quello che riguarda, capite, la salute e il benessere.
Esistono paesi, non voglio fare nomi, in cui lo stato di emergenza è un'occasione ghiotta per poter lucrare sui problemi delle persone. Abbiamo visto questi paesi come in passato sono stati il simbolo della modernità dei sistemi economici e oggi sono invece diventati il simbolo dei paesi corrotti a livello economico. A tutti i livelli, a tutti i settori, la corruzione genera problemi, malati, povertà, morte. Non esagero quando dico questo. Prova a pensare per esempio nel sistema salute. Esistono i cittadini che pagano le tasse vengono versate allo Stato e questi soldi che dovrebbero servire per gli ospedali, le cliniche e poter dare dei servizi preventivi oppure palliativi oppure di cura ai malati non possono essere espletati, oppure ospedali a cui mancano i medicinali, ospedali a cui mancano i reparti operativi, oppure ci sono 5 sale operatori ma ne funzionano solo una, mezza delle volte, oppure chirurghi che devono operare con strumentazioni non adeguate o non poter mettere in atto dei sistemi di prevenzione sulla popolazione e quindi di screening, questo genera malattie. Parliamo non di una terra dei fuochi, parliamo di un mondo dei fuochi dove la commistione tra mafia, camorre e chi sta dentro al comando delle ASL genera il malfunzionamento del sistema. Un sistema che con tutte le tasse che si pagano potrebbe essere un sistema d'alto livello. Prova a pensare a Cuba. Cuba non è una nazione ricchissima, anzi poverissima, però ha uno dei migliori sistemi pubblici al mondo. Un sacco di americani ogni anno vanno a Cuba a farsi curare perché c'ha i migliori medici messi nelle condizioni di operare dal sistema pubblico. Immagina un paese dove vai a fare la visita in ospedale, trovi una lista d'attesa lunghissima, fai la visita dopo un tot di mesi e a un certo punto ti viene dato in mano un bigliettino da visita dello studio privato del medico che ti ha curato. Ma questo non succede in Italia. Immagina un paese dove nei reparti scompaiono per esempio gli strumenti, dove nei reparti odontoiatrici, universitari, ASL, non si può oggi curare una persona perché non bastano più le turbine, i trapani per curare le persone. I trapani non è che non sono acquistati, sono semplicemente spariti da dentro ai reparti. Da poco un articolo dove sono stati trovati farmaci anestetici ospedalieri all'interno di una grossa catena franchising odontoiatrica italiana. Dentro al pubblico si consumano ogni giorno furti verso la salute dei malati, oppure che possono essere piccoli furti di poche attrezzature, ma possono essere talvolta furti di budget interi destinati alla sanità. Non parlo di tutti, delle volte ho visto alcuni primari di certi ospedali oppure di certe cliniche odontoiatriche pubbliche sembravano più politici che dentisti. E la camorra, la mafia, delle volte sta molto vicina alla politica, perché la politica lascia passare a attrezzature, budget o convenzioni per poter espletare trattamenti venendo poi ripagati dallo Stato. L'ASL non può avere dei fornitori privati, l'ASL dovrebbe avere i suoi fornitori. Il sistema pubblico potrebbe costruire domani stesso le fabbriche di materiali, di farmaci, potrebbe avere un'equipe di gente che lavora, come per esempio nel comparto odontoiatrico, alla realizzazione di protesi. Quando tu subappalti al privato materiali, forniture, attrezzature, c'è sempre una tangente da pagare. E questo è un costo che ricade tutto sui cittadini, tutto sulla qualità dei trattamenti che vengono eseguiti. Una carrozzina del costo di 60
euro, 150 euro, che poi arriva a costare al sistema sanitario 1000-1500 euro. Significa che si possono comprare 9 carrozzine in meno. Si lucra a tutti i livelli. La corruzione e lucrare nella sanità pubblica porta all'impoverimento del sistema. Non è che il sistema non è possibile, semplicemente in questa maniera il sistema non funziona perché non c'è il controllo. Si lucra persino dopo la morte. Gli obitori degli ospedali pieni di avvoltoi che si occupano poi di mettere dentro la salma e la gestione del suo funerale, biglietti da visita che passano di mano in mano tra infermieri, medici o valigette di soldi che arrivano in nella stanza privata su un tavolo di un dirigente ASL. Il pubblico insomma è diventato questi anni una bella vasca dove ci si può andare ad abbeverare se si hanno interessi privati. La corruzione in questi settori strategici è la vera causa. Servirebbero delle sentinelle che entrano all'interno di questi sistemi e smascherano quelli che sono i sistemi di corruzione. Ne basterebbero 2, 3, dopodiché non si saprebbe più riconoscere chi è un agente sotto copertura oppure chi è un vero corruttore, e tutti si asterrebbero da fare gare d'appalti truccati e dallo stringere accordi con fornitori che fanno creste sui materiali. Ricorda, la sanità pubblica è possibile, ma deve essere una sanità protetta, un sistema dove non è possibile fare entrare all'interno la mafia. E la mafia non sono delle persone, la mafia è un modo di pensare, un modo di agire, un modo di vivere, un modo di comportarsi. Rifletti attentamente su tutto questo. Ehi, un saluto da Dottor Palmas e da Dimitru, colui che segue quella che è la linea di produzione interna delle arcate più complesse al mondo, di bionica della bocca. Stiamo parlando di ricostruttiva completa della dentatura, e quelle che ti faccio vedere oggi sono due situazioni molto diverse tra loro, che vengono risolte con soluzione diversa. Qua abbiamo un'arcata completamente artificiale, linea
superior, quindi denti in zirconio nella parte superiore, e linea premium, denti in composito nella parte inferiore, quindi zirconio un materiale rigido, composito un materiale elastico. Stiamo parlando di arcate che sono completamente prive di sensibilità. Se io appoggio un gelato su questi denti non si sente il caldo o il freddo. Stiamo parlando di bocche dove se io vado a mettere qualcosa tra i denti, come per esempio io vado a mettere un legnetto, ma pensiamo a del cibo, quando mettiamo del cibo tra i denti, il cervello non ha un feedback sensoriale di quanto forte sta masticando. Le uniche zone di feedback sensoriali che rimangono sono le articolazioni. Questo è un problema, perché quando noi parliamo di pazienti che hanno perduto completamente la bocca, quello che succede è che se il paziente non va a cambiare lo stile di vita, lo stile alimentare e quindi ripassa per l'educazione alimentare, c'è alta probabilità di rompere i denti artificiali per il motivo che manca la sensibilità. La bravura del tecnico sta proprio qua. La bravura del tecnico sta nel andare a selezionare materiali che siano diciamo privi di rischi per il paziente, ma soprattutto andare poi a simulare quelli che sono i movimenti non solo di apertura, di chiusura, ma anche di lateralità della bocca del paziente. Per questo vengono utilizzati, Dumitru utilizza questi articolatori con dei parametri che vengono settati qua sulla base dei rilevamenti del protesista sulla bocca del paziente e ci permettono di andare a simulare quelli che sono i contatti di occlusione, di disclusione, di lateralità e non solamente i movimenti di apertura e chiusura della bocca. Questo è uno dei primi capisaldi e fai attenzione perché all'estero non tutte le cliniche utilizzano questa tipologia di strumenti per andare a simulare, emulare quella che è il movimento naturale della bocca. Ci sono articolatori e ci sono soprattutto occlusori. Occlusori sono delle forchette, ti faccio vedere per esempio qua. Questo è un occlusore. L'occlusore è uno strumento che fa solamente questo tipo di apertura, un'apertura e chiusura della dentatura. Questo va bene, si può utilizzare quando dobbiamo fare piccoli lavori. Qua si tratta semplicemente, come vedi, stiamo andando a realizzare solamente 4 denti, quindi quando noi andiamo a realizzare piccoli lavori è possibile andare a utilizzare degli strumenti semplificati, ma quando noi andiamo a realizzare arcate complete, impiegare strumenti semplificati come quelli può portare grossi problemi a livello di articolazione e soprattutto di rotture dei materiali. Dima ha fatto un'articolazione sui parametri più naturali possibili e qua invece ti faccio vedere un'altra tipologia di arcata che è stata fatta. Questa è un'arcata linea premium con una caratteristica, che questi sono denti dell'arcata inferiore completamente naturali. Okay? I denti naturali ammortizzano, hanno sensibilità e soprattutto sono, come dire, la nostra sicurezza, la nostra protezione nel tempo. Sopra abbiamo realizzato una struttura interna in titanio che regge i denti che saranno poi in composito, un materiale più elastico che ci permette di non danneggiare i denti inferiori e soprattutto ci permette di metterci al riparo da possibili rischi di rotture. Questa sicurezza è data dal fatto che sono materiali molto elastici. Andare a selezionare i tipi di materiali in base a quella che è la tipologia di biomeccanica che ci troviamo davanti è fondamentale, perché quando noi andiamo a studiare i materiali da usare nella bocca di quello specifico paziente, stiamo decidendo quanto durerà quell'arcata nella bocca del paziente. E lì è importante avere non solamente strumenti, ma anche la conoscenza, le mani e il cuore, come dico sempre. Grazie. Un saluto da Dottor Palmas, da Dima, qua dal Dipartimento di Bionica e Ricostruttiva della Bocca in Moldavia. Ciao.
Vlog 1, 2, 3, 4, 5, 40, 50.000 cose da fare. Sono Ivan, vengo da Parma, lei è mia figlia Virginia. Ho trovato questa situazione da solo, da buona autodidatta su internet. Mi ha convinto il dottor Palma sui video che ho visto. Mi hanno mandato un preventivo e abbiamo iniziato questo viaggio qua in Moldavia. He said all you have to do is get some good grass and roll it every day for 600 years. Qua non ci crederete, ma abbiamo spostato, messo in gabbia tutte queste belle persone, le teniamo segregate qua a lavorare per voi 15 ore al giorno. Non ci crederete, ma abbiamo già 5 mosche che si sono schiantate su questi vetri. Allora abbiamo messo tutti questi, siamo in attesa qua delle cover perché così si rischia la vita. Sono spariti tutti, non c'è nessuno. Che sono stato molto contento, adesso mi trovo alla fine del mio percorso, sono venuto a fare un controllo, nel frattempo ho portato i miei figli a fare un bolletto in aereo, così hanno provato anche loro l'ebbrezza del volo. Putem trăi în voie bună, sau fără aur sau argint, dar greu să nu ai un prieten, străin și fără de părinți. Stiamo andando da una famiglia e vorremmo farla felice per un po' oggi. Oggi i bambini mangiano in Moldava, guardate un po'. Tutte le belle storie hanno un inizio. Ciao! Salut, salut! Dă noroc, haide! Hai noroc! Haide noroc! Ciao, bella!
mergem înainte. Chiar dacă e greu, oricum nu ne dăm bătuți.